E allora mi raccomando, saluta i nostri amici. Oh, cari amiche e amici, buongiorno e buon sabato e buon mattino. Il mattino si vede sempre da Ma giorno. tu saluti più volentieri le amiche o gli amici? Le amiche? Ah, ecco. Ancora non sono preparato per dare più, perché amo anche gli amici. Amiamo Sì, tutti, allora tutti. salutiamoli tutti, Ecco. salutiamo Bene. tutti. Senti Dimmi. una cosa, io vedo qui nella tavola dove hai preparato qualche ingrediente, vedo la cosa che a me fa più piacere, è il fasiolo. E il fasiolo è la fine del mondo, il fasiolo è la nutrizione del mondo. Basta una patata, il fasiolo è la patata e l'ha fatta il mondo. Certo, certo. Che finezza, che finezza. Però dico, noi siamo un pochettino pesanti adesso i fasioli. So mica te voglio stuzzicarmi. Pesanti perché la nostra regina delle minestre, tu devi sapere che nel 2000 è stata battezzata, sai come? È stata battezzata così che praticamente cosa fa la nostra regina? Che potere ha la nostra regina delle minestre, Bruno? Ha il potere, sai cosa? È stata battezzata i maestri cantori di Norimberga. Ah, In una musica di sapori. Ma E sapete che perché? concerto! Un concerto di musica, hai detto bene. Perché era stata battezzata così? Perché, mie care signore, le fa muovere le balestre e poi la fa che a musica non potremmo dirlo, no? E quindi Però il palato, potrei mangiare pasta fagioli, Ma- la te riempi in tutti i sensi. Poi mangiala come vuoi, anche solo i fasioli in il minestra, bello di con questa buon brodo, con tanto brodo, fissi, sì. non fissi, quel che Certo. te vuole. Poi tu hai detto bene all'inizio, perché facciamo questa ricetta così all'estate? La potete fare finché trovate questi fagioli freschi così, fatela, che diventa molto ma molto più leggera di quei secchi. Ha un gusto più delicato, meno corposo, però all'estate va molto bene. Tu fai questa pasta ai fagioli come voi sapete, Questi sono dentro il bacello, sì, devi sì, tirarli bisogna tirarli fuori sì. tutti e dopo Però sono freschi. freschi. Il bello di questo è che non occorre metterli a moio, primo, e poi, come sapete, si fa un tritato leggero di scalogno, tassativamente scalogno, appassito nell'olio, extravergine o non, se no adoperate sempre con gli oli leggeri, cuore, non per fare... non con l'olio d'oliva. sì, con l'olio d'oliva è molto meglio. E quando appassita questo scalogno, buttate i fagioli, dipende quanti che vuoi fare, buttate i fagioli Senti i fagioli cresce. sì, e subito buttate dell'acqua, li coprite con l'acqua semplice e li fate bollire piano. Aggiungete, se volete, una gamba del sedano intera, che dopo la togliete. Se volete così spassionare i profumi di questi fagioli, mettete un ramoscello di rosmarino legato con un spago e lo buttate dentro, ma non stai a sarrotan dentro. 5 minuti che voi assieme lo togliete, perché? Perché sennò dà il gusto troppo da rosmarino. E continuate la cottura fino a cottura venuta. Poi a cottura venuta
schiacciati i fagioli, rendendoli sempre con la buccia che è delicatissima, che non la senti, schiacciati i fagioli e sono pronti per fare una bella radici e fagioli. Qua noi mettiamo le sisue, È per quello che non ti metti la patata. no, niente patate, No, perché la no, facciamo va proprio bene dire, sì, così, fagioli, semplice. Può Invece dare, minestra che va la patata. sì, è facoltativa anche. Anche. Sì. E qua, in un certo momento, schiacciati i fagioli sono pronti per una bella radice e fagioli, senza il sisue perché se ne sta, però beh, Perché? Ma perché non le? Perché no, fa male? perché Fa male? appesantisce un pochettino. Ma insomma anche se appesantissimo un Sì, va po'. bene, basta Tu cavarghe il bon della sisola. lo so, ma ora ti tira via il suo grasso che frigge la sisua e ti mette solo che la sisua è in purezza. E dopo Allora è c'è buono. solo una E qua ti togli i radici proprio quei amari, quei bei verdi, i verdi, taglio piccolo. Cominci da un ortolano caro Bruno e mi riserva tutte le verdure che io quello ho. della piazzetta su. Sì, Ah, che là proprio, sì. eh. E mi riservava Quello del sempre, pozzetto. e mi riservava sempre il primo taglio. Era un giorno, mi ha detto, guarda, dopo la mente ti sa tu il primo taglio, guarda cosita. Scusami, io ho detto, il primo taglio, e cosa devo dire ai clienti quando mangeranno questo radicchio al primo taglio così piccolo? Cosa dire? Dire che lei è un primo taglio e lo posso aggiungere a questo primo taglio che dolcemente quando mangiate questo radicchio, mangiatelo con molta delicatezza perché sottovoce vi può dire vai a piano che mi fai male, perché sono ancora vergine. Dei vergini si fa presto a dire, però a volte ti trovi il radicio che sia così tenue e piacevole che nasce anche la sua verginità. È vero, è vero, è vero. Era io, quando vedevo una Ma, coppia, vedi che io lo so, tu scivoli sempre. no, un po', perché quando io trattavo con i clienti, che vedevo il personaggio che si poteva inserire queste chicche di presentazioni, le facevo sempre con una certa delicatezza e alla fine aggiungevo che allora, le osservazioni di questi maschioni non lo facevo quando erano in coppia, quando erano quattro maschioni come te, bei così, e ora qualcuno esitava alla fine del mio discorso. Ascolti Armando, cosa vuoi dirmi che ormai non è più niente vergine? Scusate le battute così, ma siamo così in euforia. Va bene, mangiamo Ecco. volentieri. E abbiamo finito anche oggi. No, aspetta, perché dopo, Hai una sorpresa. dopo quando che si cucina anche la pasta, i fagioli, se poi metti anche un fiato di pomodoro dentro e poi quando fai la pasta e fagioli hai quelle tagliatelle che le spezzi in due dolcemente e le cuoci dentro i fagioli. Anche? Buono. Poi ragazzi, Ma la pasta migliore quale sarebbe per fare la pasta e fagioli? le mal tagliati. I mantagliati, Sì, sì. sì. Oppure altri subbiettini, buona. Anche i subbiettini. La Madonna, scusami, era buonissimo. Anche fagioli e subbiettini te Sì, fissa che... Poi, un'altra cosa dimenticata, i risi coi fagioli. La minestra dei risi coi fagioli dimenticata, fantastica. È vero, è vero. E un altro piatto ancora dimenticato, il risotto coi fagioli. Ah, Mamma mia, una roba. E là sì, oso dire che quando che hai Ma- fatto questo risotto, E il risotto con i fagioli si avvicina un pochettino a quella, come si chiama, quel piatto vercellese, che c'è proprio il riso fagioli, che non mi sfugge. È un piatto Sì, vercellese particolare mi sfugge, sì, che sì, mi no. sfugge adesso. No, Ma non è- no, poi la prossima volta non è un problema, che è fantastico. Sì. No, non è così. E invece, in questo risotto con i fagioli, qua sì, quando hai fatto la cottura del risotto, cosa fai? Metti della pancetta croccante a pezzetti sopra. Mangerai questo risotto, ti capita il tocchetto, mie care signore, di pancetta croccante, è tutta un'agitazione al palato. Cosa vuoi tu che dire? Qui i fagioli I sensi Sì. si tiempì. Mi tiempì. No, è tutto ormai. E poi, che dire,
possono essere Ma presentati anche con... posso andare a cena una sera fuori con la ragazza e mangiare un piatto così, non è che dopo ti disturbe, no? Beh, ma se è giovane non c'è problema, diciamo non c'è problema subito di movimento di balestre. Quindi se invece per noi siamo più stimolati a questo servizio. Che dire altro? Con i fagioli abbiamo finito anche questa puntata. E allora salutiamo i nostri amici e le nostre amiche. E augurando un buon sabato. Augurando un buon weekend. Certo. E noi ci Alla vediamo la prossima prossima settimana. Ciao, Ciao un abbraccio a tutti. a tutti. Ciao.